La corona può chiamare il suo prossimo testimone. Buonasera, a posto, aiuto! Dì il tuo nome. Buonasera, capo. Pazienza. Conosci quest'uomo? Guai, dimmi se io so, chi ne fa da me, chi ne tiro, frate? È compagno a noi, capisci? È frate. Come fai a conoscerlo? Guai, dimmi, frate, io ho chiesto che era così, so. Cioè, è sempre rimasto così, però per te far capire, ci stavi mandando via, ma che fate? L'uomo che vedi qui presente è accusato dell'assassinio di Re Geoffrey. Che cosa sai al riguardo? Guai, dimmi, non la scesa, che niente ci ha fatto, ma ti spiego, frate. Praticamente stiamo io, Is e i frate troppo a lungomare, no? Ci stiamo facendo una bella camminata a piedi, stiamo tutti quanti a zilla, cosa? Era sera, sabato sera, non si mi a ballare, ci facciamo un uscire, no? Facciamo che abbiamo appena uscirato, ma che... Allora, praticamente, bene e buono, passa questo tizio, un signorotto, un ragazzo, c'avrà 30 anni, cavaglione, no? Stiamo a giorno vicino, stiamo Is camminare così a cavaglione, no? Chiesto, no? Un po' zuccolello, per carità. Teneva la miniconna, a parte che fa un bucchino freddo, mo sabato sera. Ma vabbè, lasciamo stare. Che la miniconna, no, t'azzeccata, no, si vedeva un futillo che era ben fatto, complimenti al signore. Allora dire che quello è un rattuso in me, è un aniello, però voglio, c'è te, non è quello. Quello è proprio un rattuso. Ti stavo spiegando. Praticamente, camminato vicino a questa, ha alzato lo sguardo, perché quello non è che abbassa lo sguardo per quando futillo, la izza, spiega così. Ha alzato lo sguardo, ha guardato mezzi coscia che sta qua, no? Chi lo guaglione, po'. Cioè, l'ha vista, no? Allora giustamente ha detto, ma stai qua, ma che le pigliate biancaneve, frate, che se ne è roba tua. Tu sapete come è fatto, no? Che il basta ci dice qualcosa, subito scatta, no? E qui è curto, no, voglio. Un pazzo a questo che fate. Allora dico, belle buone, un po' cioè è parto di una cavata da mezzi coscia. Non si capito più niente, chi le si è stato a terra. Hanno chiamato ospitale, ha fatto un buttare esagerato, una cavata mezzo in palla. Ti prego, non farlo. No, frate, veramente, no, ma tu non ti devi sentire in colpa. C'è una cavata mezzo in palla, chi, punto, ha fatto un scemo, punto, che compagno non si fa così, che frate non si fa un scemo, ha fatto buono, no?